carino però. Poi in pendenza Babi. Salve. Ah. Mio bianco e rosso. Sì? Sì. C'è qualche indicazione? Paradiso qua. O no? Che bel panorama. Merenda del gruppo. Sì, proprio questa chiesa, visto? Bellina. Che panorama, che bello. Su un video. Si vede che lo sono fermato. Dice un bel panorama, Barbara. Bello, sì. Aspettiamo di arrivare per... Sembra un po' il Monte San Martino, no? Oh? Non mi ricordo. Quello sopra il lago di Lecco. Ah, Che siamo praticamente morti per arrivare su. Vabbè. Vabbè. Au. Bello. Le torbiere. noi abbiamo parcheggiato di là, a sinistra. Sì? Sì. Che memoria che c'è, non mi ricorderei mai. Vabbè. Qua il parcheggio a pagamento e viaggio libero. Buono, no?
panorama. Pronta la salita, Babi? Non proprio. Senza paura. Pianura. Sì. 10 minuti siamo su, guarda. Sì, immagino. Cosa c'è scritto, Barbara? Go vegan. Stack. Abbastanza ripido qua. Sì. Stai attento perché si scivola. Un po' di palza. Cosa? È bello che puoi Cosa posso? andare in montagna. Preferirei andare a mare. Eh? Preferiresti? Vabbè. Senza paura. Che alpinista, Barbara. Anche questa vetta è conquistata. Bella capanna. Ci sarà dentro. Andiamo a vedere. Tocca la croce come al solito. Ah, eccola lì, la croce, guarda. Lì, guarda. Sai che quelli che l'avevamo buttata giù sarebbero a prendere a calci nel sedere? No. Bravissima! Alla fine ce l'abbiamo fatta, dai. Una Barbie particolarmente provata, ma alla fine... Monte Cogiolo? No, Cognolo. Crogiolo. Cosa c'è dentro? Sono delle sedie, Ma dai. un tavolo, un sacchettino di immondizia, Vuoi vedere? un forcone, Ah, proprio puoi anche stare qui a dormire in teoria. Se mi fiderei una tanto. griglia per fare il fuoco, credo. Aspetta che vengo a vedere. No, un badile. Sì. Sì, però qua dentro non so se ti dormire. No. Non ricrudi, Enrico. È vero. Scusa, come fai ad arrivare lì, scusa? Ah, c'è la discesa qua. Aspetta che... No, non so se questa, sai, Enrico. Adesso vediamo. No, non siamo qua. Bisogna andare, no, secondo me c'è la strada di là. Sì? Il panorama no, lì.
proprio a strapiombo, fischia. Scusa? È proprio a strapiombo, via. Dai su. Ma dai. Allora, signorina Babi, cosa ne pensa di questa salita? Per me è stata un po' faticosa sia il pezzo iniziale che l'ultimo, che il finale per arrivare nell'altra croce, lì quella un po' più piccolina nel bosco. Però in generale non faticosissimo, no? E non faticosissima rispetto a altre che abbiamo fatto, diciamo che tutto viene compensato dal panorama. Esatto, saluto il lago di Iseo.